Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi. Ci sono anche il canale Telegram e il canale WhatsApp. Papà del Gnocco, dialogo riaperto, prove di distensione fra Bacchanale e Comune. Sono certo che supereremo tutte le questioni, anche quelle insuperabili, ha detto il sindaco Tommasi. Il presidente del Bacchanale Corradi aggiunge: siamo a disposizione ma devono convocarci. Vediamo sul sito dailyverona.it. C'è uno spiraglio di dialogo nella complessa vicenda del Carnevale di Verona, che da mesi ormai vede uno scontro a più riprese fra il Comitato Bacchanale del Gnocco e l'amministrazione comunale, che appunto accusa il Comitato Bacchanale di scarsa trasparenza nelle rendicontazioni e nella gestione economica delle proprie attività. Ieri, 23 gennaio, sul palco del Teatro Stimat sono saliti insieme il presidente del Comitato Bacchanale Valerio Corradi e il sindaco di Verona Damiano Tommasi. L'occasione è stata quella di due momenti importanti per la tradizione carnevalesca: la proclamazione del Dio dell'Oro e l'incoronazione ufficiale del Siero del Carnevale, il 496esimo Papà del Gnocco, Karim Grigoli. Prove di distensione, dicevamo. Il sindaco ha detto: è auspicabile la presenza del Papà del Gnocco al Venerdì Gnoccolar, perché il Venerdì Gnoccolar il sindaco esce di scena e passa le chiavi della città al Papà del Gnocco. Sono venuto a conoscerlo e sono certo che supereremo tutte le questioni, anche quelle che sembrano insuperabili. Il carnevale è il più forte di tutti, ha detto il sindaco. Il presidente Corradi ha aggiunto: apprezziamo le parole del sindaco, è fondamentale mantenere viva una tradizione, siamo a disposizione della città e dell'amministrazione, se ci convocano ci siamo, ma appunto questa convocazione, dice Corradi, deve arrivare presto, nei primi giorni della prossima settimana, altrimenti non ci saranno più i tempi oggettivi. Queste le parole, il punto sulla ormai lunga questione. Stato di attenzione per nevicate su Alpi e Prealpi Venete, neve anche sulla montagna veronese. Queste foto arrivano da Passo Fittanze. In Veneto oltre 1000 metri, oltre i 1000 metri, stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte di oggi alle 6 di lunedì 26 gennaio. Ubriaco di notte in stazione, litiga con i tassisti, aggredisce i poliziotti, aveva con sé pure della cocaina. Nei confronti del 52enne è stato emesso l'ordine di allontanamento dalle cosiddette zone rosse. Controlli a tappeto in Borgo Venezia, più di 220 persone identificate nella serata di venerdì. Altra operazione ad alto impatto a Verona con personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Ladro di cultura manesco ruba un libro e colpisce un poliziotto. L'episodio è cominciato in un negozio della stazione di Verona Porta Nuova. Dopo la perquisizione, gli agenti della polizia ferroviaria hanno trovato nascosti nelle parti intime dell'uomo un libro e dell'hashish. L'Università di Verona incontra una delegazione di studenti iraniani. La rettrice Leardini ha incontrato una rappresentanza per avviare azioni concrete di supporto. È morto Monsignor Rossi, lunedì il funerale in cattedrale a Verona. A lungo impegnato nel seminario vescovile, Monsignor Giuseppe Rossi aveva 94 anni, è stato anche parroco di Soave e canonico della cattedrale, era originario di Desenzano del Garda. Sul Daily di oggi trovate anche l'intervista a Laura Bocchi, finalmente una legge che riconosce i caregiver, questi e altri temi toccati nell'ultima puntata di Giovedì, un quarto d'ora con Laura Bocchi. Lago di Garda, la senatrice Floridia dice va riconosciuto come soggetto giuridico, dice, ma anche ha presentato in Senato un disegno di legge per riconoscere il Lago di Garda come soggetto giuridico, appunto. Si accende la CER di Povegliano Veronese, via libera dal GSE. La comunità energetica rinnovabile Gocce di Comunità ha ottenuto il via libera per operare, era nata nel 2024 dall'iniziativa di comune e parrocchia. Annullata la sfilata di carnevale a Grezzana prevista per domani, la causa è le previsioni di meteo avverso.
Autovelox a Verona, ecco dove sono dal 26 gennaio al 1 febbraio, ovvero appunto la prossima settimana. Controlli della Polizia Locale di Verona con Autovelox e telelaser saranno in particolare in via San Michele, via Antonio Badile, via Somma Campagna, via Fenilon, via Lugagnano e via Bassone. Ovviamente, come sempre, c'è la postazione fissa in tangenziale. L'intelligenza artificiale entra nelle imprese, giovani, competenze e prototipi per il territorio, dalla formazione all'applicazione concreta. Il progetto AI for Business, sostenuto da Fondazione Cari Verona e Upskill 4.0, si chiude a Verona con 5 soluzioni operative sviluppate da team Under 35 per aziende tra Verona e Vicenza. Progetto Fuoco 2026 accelera sull'innovazione, nasce a Verona Lab AI, anche qui intelligenza artificiale, la fa da padrona. Dal 25 al 28 febbraio Verona Fiere ospita la manifestazione leader mondiale del riscaldamento a biomassa, intelligenza artificiale, startup, sostenibilità e mercato al centro della nuova edizione. Doc delle Venezia, il 2025 si chiude all'insegna della stabilità, mentre è stato fissato il primo incontro dell'associazione Property Manager di Verona martedì 27 gennaio nella sede di Confcommercio. La nazionale italiana di rugby torna a Verona in vista del 6 Nazioni 2026 nella casa del Verona Rugby della presidente Vittadello, che vediamo qui in foto. Una settimana di allenamenti a porte chiuse al Paianini Center dal 25 al 31 gennaio. Verona Volley domani sul campo di Cisterna, coach Soli commenta trasferta lunga e insidiosa. Spettacoli, Luca Bizzarri in scena a Verona con Il medico dei maiali, in programma al Teatro Nuovo da martedì 27 gennaio a domenica 1 febbraio nell'ambito della rassegna Grande Teatro. Cosa fare a Verona in provincia? I consigli per domani li trovate qui sul Daily, li trovate anche nel settimanale Verona Eventi. Oggi, questa mattina, invece è uscito anche il nuovo numero del settimanale Verona Economia 7 con tante notizie appunto a tema economico. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.